La pista era vicina, ma non ci sono arrivati. Un 65enne e un 52enne a bordo di un aereo da turismo Tecnam sono rimasti gravemente feriti dopo un'avaria al velivolo mentre era in transito su Sarego. Partiti poco prima da Bolzano, verso le 8:30 sono stati costretti a utilizzare una vasta area agricola per un atterraggio di emergenza, riuscendo a toccare terra e andando a sbattere dentro un canale irriguo, proprio nel punto in cui si trova una spalletta di cemento. Entrambi sono stati portati in codice rosso all'ospedale San Bortolo di Vicenza, il più anziano con un trauma cranico e una frattura alla gamba destra, l'altro con frattura al costato sul fianco sinistro. Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco intervenuti con 3 mezzi per estrarre non senza difficoltà pilota e passeggero e per bonificare l'area da una perdita di carburante dell'aereo. Dei rilievi delle indagini si occupano i carabinieri di Lonigo, tornati sul posto anche qualche ora dopo per ulteriori controlli sul velivolo che ora è sotto sequestro. Ho sentito le sirene, ho sentito il cane che è qua di guardia che faceva un rumore della Madonna, siamo usciti, abbiamo visto l'aereo là in fondo e niente, ci siamo allarmati e abbiamo visto che sono intervenuti i vigili, sono intervenute ambulanze, più tardi sono arrivati i carabinieri. K-Quinta è un'aviosuperficie molto nota utilizzata dagli appassionati di volo con aerei, con ultraleggeri e anche con elicotteri. Si vedono spesso velivoli in volo in pratica e stamattina purtroppo è successo un incidente, che sono cose che possono accadere in queste zone, non è il primo che accade, però speriamo che sia l'ultimo.